Evidentemente bisogna prendere atto che soprattutto le liste della Lega, sia a Padova che a Verona, non hanno proprio portato gran risultati. Questa è la realtà dei fatti. Dopo non voglio assolutamente fare discorsi su cose, su come, perché non tocca più a me questo, però una riflessione profonda credo vada fatta. Da ex segretario nazionale del Carroccio, ma soprattutto da leghista della prima ora, Giampaolo Gobbo parla di qualcosa che non va oggi nel partito, ma non ne fa una questione di leader. Lei pensa che il tempo di Salvini segretario sia finito? No, non è questo il discorso, non è il tempo di Salvini o di qua, bisogna pensare alla Lega e anche Salvini evidentemente deve prendere in considerazione questa situazione. Dove il centrodestra non ce l'ha fatta come a Verona, il nuovo corso è cominciato da oggi. Per il neosindaco Damiano Tommasi la camminata verso Palazzo Barbieri, sede del comune, e quindi l'insediamento ufficiale. Dove si può fare politica in tanti modi. Noi ne abbiamo scelto uno, è stato condiviso, la città ci ha premiato, la vera sfida è che anche questo modo di fare politica diventi buona amministrazione e riesca a dare a Roma quello che merita, quello che deve ambire ad ottenere. Tommasi ha prevalso su un centrodestra diviso, ma per il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, non basta presentarsi uniti per vincere. Bisogna avere un programma di governo serio, prospettare un futuro per l'amministrazione che si è chiamati a rappresentare e forse fare una promessa in meno ed essere un pochino più concreti. Noi dobbiamo lavorare così come centrodestra. Penso che dobbiamo superare la stagione della propaganda a prescindere. Io sono sempre convinto, visto anche la mia esperienza, che si può sempre ripartire dalla base. Chi governa deve capire questo, chi ha in mano gli organi decisori del partito deve capire che bisogna riascoltare la base.